spatti pigliava a Ducarusi, ci sta dicendo, ti scudasti i milioni o spicci, un fatto di 20 milioni, ne vuoi 30. E lei dice, lei o comunque B dice, ci resi 30. Questa è la storia dei due poliziotti che noi abbiamo fatto una rapina di Barcella e D'Aquino, questa. E cioè? Che noi abbiamo fatto una rapina in una banca. Che succede? Che succede? Chi è? Il detenuto del Corano che credo debba andare fuori per andare in bagno e quindi chiediamo alla scorta. Che succede? Pare che tutti abbiano lo stesso bisogno. Signore, un po' di pazienza, avanti. Anzi, riprendiamo. Pubblico ministero. Allora, Sì, quindi in questo è stato il mi discorso. scusi, ci sono due discorsi. Il primo è quello: chissi a mia mi fecero affussare, io ci pigliai i difesi perché io ci sparava, ci dissi tu che cosa ti sei messo in testa? Acchiappare pistola. B. Gran Cagnolo, se lui risponde usaccio. E questo sarà il discorso di Giarre, Questo è il discorso di Giarre. perché in effetti io li minacciai quel ragazzo che gli sparavo a centro di piazza. Se Ecco, lui... poi c'è un altro fatto del quale... Aspetti, quest'altro fatto del quale entrambi sembrate al corrente già, perché c'è A che dice ma Muricia mia, idru, spatti, pigliao a Ducarusi, ci sta ricenno, ti scudasti milioni o spicci, un fatto dei 20 milioni, ne vosi 30, e lei dice, o comunque B dice, ci resti 30. Ecco, qual è questo discorso? Quello dei 30, si fa confusione purtroppo in questa cosa. È un frullato di dichiarazione, non è che si capisce tanto. Anche perché nel frattempo ci sono tratti incomprensibili, quindi lei ce le dovrebbe far capire. Comunque quella dei 30, le posso dire che il discorso dei poliziotti che in una rapina ci hanno fermati, e poi erano amici di D'Agata, di Avola, il gruppo di Ognina che hanno voluto i soldi, diciamo. Che ci hanno fermati dicendoci prima che erano poliziotti, ma poi hanno visto i soldi, le armi delle persone, hanno voluto un documento di Vasta Domenico e gli hanno dato un appuntamento a Picanello alle 5 del pomeriggio per dirgli poi che volevano i soldi, la quota, la parte, perché loro sapevano tutto. Perché parlaste di questo episodio? Ma non mi ricordo se mi aveva lui questo discorso di qualche cosa fatta, perché io con questi poliziotti ebbi delle discussioni un po' agitate, perché io non volevo darle neanche una lira, perché secondo me il D'Aquino era stato avvisato dal metronotte, che sotto si chiama D'Aquino Giuseppe come lui, e che era stato avvisato dal metronotte, che sotto è il nostro basista. Quindi questa cosa mi dava fastidio, perché lui sosteneva che si trovava di là di passaggio sentendo la rapina e ci ha prese. Invece lui ci aspettava, proprio dove noi dovevamo fare il cambio di macchina. Quindi non voleva darle una lira. Questa cosa diceva che un po' girò fra la nostra organizzazione. E poi addirittura abbiamo andato a chiamare Marcello D'Agata assieme a Maurizio Aula dicendomi che erano persone sue, erano amici nostri e io dovevo dare i soldi. E così gli ho dati, mi ricordo, 30 milioni. Ecco, ora, come si chiama l'interlocutore A, che dovrebbe essere Gran Cagnolo,
dice un fatto di 20 milioni, ne usi 30, è lui questo che sembra introdurre questo argomento. Le chiedo come faceva il Gran Cagnolo a essere informato di questa Perché vicenda? questa cosa girò, che poi giustamente le cose in carcere si sanno prima di fuori. E quindi lui già sapeva questo discorso e magari diciamo com'è finita poi quella cosa. Diciamo, questo era il senso sicuramente. Lei ha fatto riferimento a Spampinato Giuseppe, quello che ha costruito vicino alla Paguros. Sì. Quante volte ha avuto occasione di incontrarlo, Samperi? Spesse volte. Può indicare le occasioni, le ragioni? Guardi, spesse volte ci andavo io assieme a Carletto a trovarlo nei cantieri, Carletto chi? Carletto Campanella. Poi in tante occasioni lo incontravo direttamente da Campanella, che lui passava spesso davanti alla torrefazione Lorè. Lui chi? Spampinato passava quasi sempre. Tutti i giorni passava, si fermava 2 minuti, parlava con Carletto e poi se ne andava. Poi una volta io mi misi in contatto a lui e a un certo Giuseppe Conde per andare a fare, naturalmente con il fatto che Aldo Ercolano e Campanella già sapevano di questo incontro, di mandarlo a Ischia per fare un sopralluogo su un terreno che si doveva comprare a Ischia di un hotel fallito. Ma questo da chi doveva essere comprato? Da noi, organizzazione. Però lui doveva fare il sopralluogo e dice se valeva la pena o no. E lui partì in aereo, l'ho fatto incontrare lui con questo Conde nel mio negozio di fiori. Si sono fatti i biglietti e siamo partiti per Ischia. E lì l'interessato era il Pomicino, l'onorevole Pomicino, che era interessato tramite sto Conde a farci fare questi acquisti. Era interessato in che senso? Che il Pomicino era quello che lui stabiliva se comprare, se vendere, come e tutto questo. E lui aveva questo rapporto con il Pomicino e mi diceva che si potevano fare degli affari abbastanza buoni. Chi? Lo Spampinato aveva il rapporto con Pomicino? No, il Conde. Ah, il Conte. Il Conte di cosa si occupava? Il Conde era, non mi ricordo che attività di precisa faceva, però era un nipote di Massimino il costruttore, figlio della sorella, addirittura se mi ricordo male, di Massimino. Come andò a finire questa vicenda? Lo spiego che loro sono stati là, Spampinato al ritorno ci disse che non tanto andava bene perché questo fallimento che si doveva comprare era un po' in collina a Ischia, era meglio se era diciamo su zona mare, perché era un po' alta. E quindi lui per la cifra che non mi ricordo non ci interessava, diciamo, non era buono comprarla. Senta, in che epoca si è verificato questo episodio? Tra il 90, non... Il Conte sa dove abitava? No, mi ricordo che aveva una Golf bianca come macchina, che veniva spesso con questa Golf, ma non mi ricordo dove abitava. Perché lui veniva sempre a trovarmi nel negozio e poi ci mettevamo spesso nel ristorante in via Ventimiglia chiamato La Buca, e ci sedevamo là e si discuteva là. Senta, lei ha conosciuto Lidrico Matteo? Sì. Lei sa se vi fossero rapporti fra lo Spampinato e Lidrico Matteo? Guardi, mi ricordo che c'era qualche cosa che lavoravano assieme su qualcosa, però di preciso non mi ricordo. Perché con il Campanella vi recavate nei cantieri dello Spampinato? Vi era qualche ragione particolare? No, e lui ci andava, una volta ci siamo andati appunto per fissare questo appuntamento con il Conte per andare a Ischia e poi lui ci andava come se lui aveva interesse in quel cantiere,
sembrava il proprietario. Il primo contatto con lo Spampinato per la vicenda di Ischia lo ebbe lei da solo o lo ebbe con il Campanella, come mi è sembrato di capire? Assieme a Campanella. Io non è che avevo tutta questa, diciamo, confidenza fino a questo punto di dirgli dobbiamo incontrarci. Io ne parlai con Campanella e poi assieme a Campanella abbiamo lavorato la cosa e abbiamo parlato con Spampinato. Io gli fissai appuntamento a Conti e a Spampinato nel mio negozio di fiori e così si sono presentati, li ho fatti conoscere e li ho fatti partire assieme. Sa se lo Spampinato avesse soci per l'attività edilizia di cui ha detto? Sì, sembra che Cicciaiello, se non mi ricordo male, era anche socio. E questo Ciccio Aiello chi sarebbe? Lei lo conosce? Cicciaiello sì, lo conosco, era interessato anche nel calcio Catania. In che senso era interessato al calcio? Era socio nelle quote del calcio Catania. Aveva rapporti con l'organizzazione del Santa Paola, il Ciccio Aiello? Sì, però diciamo che non l'ho mai visto, diciamo che lui era uno che si faceva capire che era abbastanza appoggiato dalla nostra organizzazione. Senta, lei conosce Salvatore Pelleriti? Sì, Pelleriti è quella persona che dicevo che fa degli autobus del Pullman, quello del terreno. Cioè in che senso? Quello che abbiamo comprato di terreno assieme, io, lui, Piero Puglisi e Ciccio Russo. È l'autista dell'autobus del Catania? No, questo gestisce lui gli autobus proprio, questo li faceva da autista al calcio Catania, ai giocatori, e poi le scuole, queste cose gestiva nei paesini. Senta, che tipi, vi erano interessi nella calcio Catania da parte dell'organizzazione del Santa Paola? Sì, interessi, questa cosa la gestii io personalmente assieme a Pelleriti, a Priolo, questi qua che poi diciamo insieme ho avuto un rapporto di amicizia col presidente Angelo Attaguile e che in pratica al Cibali entravano su 30, come paragone, 30.000 persone, 10.000 pagavano, 20.000 no. E allora si parlava del più e meno, io le offrì diciamo, la nostra protezione, che gestivamo noi le porte direttamente dall'ingresso. E lui questa cosa diciamo che gli ha fatto piacere, gli ha messo subito a testa e l'abbiamo fatto. Dove ha incontrato l'Attaguile? In che occasione? Ma Attaguile l'ho incontrato tantissime volte. Per questa vicenda, chiaramente. Per questa vicenda, se non mi ricordo male, l'abbiamo fatta nel suo proprio ufficio delle case popolari. Io ci andavo spesso là con Pelleriti o con Priolo. Ci chiudevamo dentro e parlavamo là dentro. L'ha incontrato anche in altri luoghi l'Attaguile? Può indicare quali? O negli uffici di Priolo, nell'agenzia assicurazioni, o io qualche volta andavo a casa sua, a Santa Margherita di Battiati, o addirittura una volta lui aveva una casa alle 3 anni, se non mi ricordo male, e io l'avevo a Sant'Alessio, e lui una domenica venne assieme a Pelleriti a trovarmi in questa casa a Sant'Alessio. Allora si parlava di politica perché lui si doveva presentare e giocavano sti voti per la provincia. Ma l'Attaguile sapeva la sua certo, vera attività? Sì, sì. Mentre l'idea di gestire l'ingresso dello stadio del Cibali, chi l'aveva avuta? L'idea? Sì. L'abbiamo avuto io assieme a lui, ne abbiamo discusso. Anche perché... Ma diciamo era una iniziativa sua autonoma? Io l'ho fatta presente all'organizzazione naturalmente, non potevo fare tutto di testa mia. A chi l'ha fatto presente? Prima a Campanella, a Decolano, loro erano quelli diciamo che prima... E loro mi hanno detto che potevano andare avanti, il discorso le interessava. Senta, vi erano altri interessi nella società del
No, poi si parlava per il futuro se il Catania andava bene, per gli acquisti dei giocatori, per entrare noi diciamo come amicizie, se ci interessava un giocatore le posso dire, del Salernitano, per dire noi avevamo le nostre strade per acquistarlo in modo diciamo molto meno e guadagnarci su questi giocatori. Ma quali erano queste strade? Queste strade c'erano, però non so quali erano. Il Campanella mi diceva di andare avanti perché lui poteva affrontare queste discussioni. Campanella chi? Campanella, sì, Calletto. Vi erano altre persone interessate dall'organizzazione in questa vicenda? No, già eravamo noi, diciamo, l'organizzazione interessata. Poi è successo che abbiamo affrontato il discorso delle porte e l'abbiamo fatto per circa 2 settimane, 3, non mi ricordo. Poi il questore allora di Catania capì che in effetti non entrava più nessuno. Avevamo messo dei ragazzi che addirittura anche se entrava qualcuno col tesserino proprio della società non li facevano entrare se non vedevano il biglietto, perché c'erano anche ragazzi un po' ignoranti, diciamo, che non capivano che quello era un tesserino e che quello poteva entrare. E quindi qualcuno addirittura ha dato qualche pugno, anche qualcosa, il questore capì che c'era qualcosa che non andava e ha visto che c'era stato un cambiamento di colpo. Così poi lui mi chiamò e mi disse: sai, stiamo fermo un pochino perché il questore ha capito tutto e poi hanno messo dopo di noi il metronotte, guardie giurati alle porte. Gli incassi diciamo che li avevano notati, la differenza già c'era degli incassi. Senta, lei ha mai sentito parlare della torrefazione Barbera? Sì. Sa dove si trova questa torrefazione? Messina. In che senso ne ha sentito parlare? Questa è una cosa che ho gestito diciamo personalmente io, in quanto un ragazzo che io ho conosciuto tramite Pelleriti, Priolo, un ragazzo che frequentava il calcio Catania. Un giorno venne da me e mi disse che c'era questo della torrefazione Barbera che aveva problemi, che qua fra la zona di Catania, Cireale, le facevano sempre le rapine e le levavano i camion carichi di caffè. E allora cercava la protezione. E allora mi disse, vabbè, l'ho fatto ritornare l'indomani, io ne parlavo con Galletto e Aldo Colano e abbiamo fissato un appuntamento con questo qua. È sceso direttamente il figlio del... Dove fu fissato l'appuntamento? L'appuntamento lo abbiamo fatto nel bar, si chiamava sto bar, era nella zona a lungomare, ora non mi sto ricordando come si chiama, comunque attaccato c'è il lido, il gambero, attaccato sto locale, che poi sotto gli fu fatta la bomba, l'incendio fatto bomba, che era di Calletto il bar, e fu fatta una simulazione del danno per l'assicurazione. Comunque abbiamo fatto l'appuntamento in questo bar, io, lui, il figlio di Barbera, Carletto Campanelli, Aldo Colano e questo ragazzo Orazio che diciamo stava un po' fuori per discutere il fatto, e ci siamo messi d'accordo, mi ricordo 2,5-3 mesi per la nostra protezione. E così, e poi io ci incontrai a Messina anche con il padre di questo ragazzo Barbera, perché il contributo, diciamo, il stipendio lo andava a ritirare Romeo a Messina, poi questo Barbera. L'abbiamo presentato a Romeo, al cognato di Santa Paola, e poi lo gestiva Romeo a questo Barbera. Senta, lei ha parlato di un locale di proprietà del Campanella, questo è il lungomare vicino il Gambero, così? Sì. Non ricordo il nome di questo locale. In questo momento non mi sto ricordando. L'opposizione non ha detto che è di proprietà del Campanella? Sì, l'ho detto. Come sa Non che... guardare all'opposizione. Lo so perché Campanella mi offrì anche delle quote a me su questo bar, dove era socio lui aveva 2 o 3 quote destate ai cugini o allo zio Boré, e poi c'era anche, mi ricordo, un finanziere
e un altro socio. E lui voleva uscirsene si voleva vendere queste quote. Lui chi? Il Paradise si chiamava all'epoca sto bar. Lui, Campanella, voleva uscirsene e vendendosi queste quote. Me ne offriva una a me, una a Pinuccio di Leo. Mi ricordo se le quote erano, 75 milioni a quota o 150, non mi ricordo. E questo locale poi esiste ancora, che lei sappia, comunque fino a quando lei aveva notizie? Se esiste oggi non lo so, all'epoca esisteva e poi gli fu buttata la bomba, l'incendio. Lei conosce le ragioni di questo gesto? La ragione era perché si doveva prendere i soldi dell'assicurazione, questa era perché non andava a sto bar bene, quindi si andava, si rimetteva di tasca. Chi dei Lorre era interessato nella gestione? Se non mi ricordo male era il figlio. Io sono prostituta o sono malato, 4 ore che chiedo per andare in bagno. Ci sono 250 carabinieri, c'è una sola chiave, 5 ci accompagnano al bagno e dobbiamo fare pipì a vista da tutti. Uno solo alla volta ci deve andare al bagno. Ma giustamente c'è qua una bellissima organizzazione di tutte, complimenti. Si può avere l'organizzazione per poter gestire sti animali selvaggi che stiamo dietro a queste grade per una ingiustizia di certe cose sbagliate. Grazie. Sospendiamo, ci vuole apportare il signor Samperi. Gli dico per 5 perché mai? Tutti chiusi sono attorno, infatti non c'è andato, poi c'è chiusi, tutti chiusi. 10 minuti di sospensione per le esigenze fisiologiche degli imputati. Alla ripresa, per favore. Presidente, vuole dire a questo comandante dei carabinieri? Basta così, per favore. Signor Presidente, Signor Samperi, lei conosce il Caffè de Paris di Catania? Sì. Conosce i gestori del Caffè de Paris? No, i gestori non li conosco. Facevamo degli appuntamenti assieme a Del Colano in quel bar. Sa se vi fossero rapporti con i responsabili di quel bar, fra l'organizzazione vostra e i responsabili di quel bar? No, non lo so. Chi li fissava gli appuntamenti in quel luogo? C'è stato un periodo che in Via Leonio avevamo la polizia addosso e si facevano degli appuntamenti tipo al Caffè de Paris, in Via de Africa c'è un altro bar, si chiama l'Ambassador. In questi posti si facevano gli appuntamenti, diciamo, volanti di 20 minuti, mezz'ora e via. E chi sono i proprietari, i gestori dell'Ambassador? Non li conosco, comunque quelli so che sono vicini a molti amici con Del Colano, addirittura sentivo che c'era in aria qualcosa come di società. In che periodo c'erano problemi per organizzare gli incontri in Viale Ionio? Ma nel 91 già c'erano problemi, che c'era la polizia addosso, no. Ma come avevate saputo che c'era la polizia che attenzionava quel luogo? Sempre gli informatori dei poliziotti stessi. Chi si poteva incontrare in Viale Ionio solitamente? Se vi era qualcuno che poteva essere lì incontrato? Tutti, se devono dire qualcosa, diciamo che era una base a Via Leonio, per incontrare Aldo, per incontrare Salvatore Santa Paola, era la base. Esattamente in quale luogo del Viale Ionio?
nel garage giù un reparto pezzi di ricambi, all'epoca era della Renault. Chi era, se l'ho conosciuto, il gestore, il responsabile? Il gestore era un Faro, si chiamava. Una persona, diciamo, fuori di tutto, era solo vittima, diciamo, perché non poteva dire di no, ma poi era una vittima quella. Lei nel corso del suo esame ha detto che il Gran Cagnolo si occupava anche di usura. Sì. Che altri, se ve n'erano, dell'organizzazione del Malpassoto si occupava di usura? Ma quasi tutti facevano l'usura. Dell'organizzazione del Santa Paola, che lei sappia, vi era qualcuno che si occupava di usura? Tipo gruppo Campanella lo facevano tutti. Io lo facevo, Campagnolo lo facevo, tutti lo facevano quasi. E se può menzionare i nomi, se li ricorda? Ne posso dire, Gruppo Campanella cosa intende? Intendo da Pinuccio Di Leo a Robertino, a quasi tutti, a Raimondo, un po' tutti, diciamo, lo facevano l'usura. Sanzone, insomma, Renato, tutti lo facevano tutti. Senta, lei ha fatto riferimento al periodo suo della semilibertà. Dove era ristretto? Carcere di Siracusa. In che periodo? Allora, il periodo uscì a marzo 88. In semilibertà e finì la semilibertà a marzo 89. Come vi si recava a Siracusa quando doveva fare il rientro al carcere? All'inizio con la mia macchina regolare e tutto, poi ci fu una guerra con i Ferrera e gli ultimi 2 mesi, un mese e mezzo, la facevo scottato sia la mattina che la sera quando dovevo rientrare. Chi la scortava? A Siracusa mi aspettava Pattarino con il suo gruppo, Catania, Giovanni Arena assieme a Edoardo Cudispoto, di Pocoana Giuseppe, questo, mio fratello. Il Pocoana Giuseppe apparteneva a qualche organizzazione? All'inizio era gruppo Pattarino, poi questo ragazzo si è voluto scendere da noi a Catania, perché aveva avuto dei problemi, diciamo che si ammazzava facilmente e quindi era un po' impaurito in quanto mi diceva, qua da un momento all'altro prendo l'ergastolo. E allora scese a Catania e lui parlò all'inizio con Marcello D'Agata, dove Marcello D'Agata gli rispose un po' maluccio e disse: dove ti sei fatta l'estate ti fai l'inverno. Poi andò da Addelcolano e Addelcolano gli disse con chi voleva stare nel gruppo a Catania, lui gli disse con Tuccio Salvatore e Claudio. Senta, chi erano i componenti del suo gruppo, Samperi? Il mio ero composto io, i Pocoana, Giovanni Arena, Putispoto, Mimmo Asta, questo diciamo era sempre più. Poi naturalmente diciamo che io mi appoggiavo a Piero Puglisi, era sempre diciamo, lui il mio referente, diciamo, responsabile. E lei aveva rapporti con il Tuccio? Sì. Che tipo di rapporti? Con Tuccio ci vedevamo sempre, tutti i giorni, per fare cose assieme. Mi ha battezzato una bambina e ci vedevamo sempre. Tuccio, all'epoca in cui lei aveva il suo gruppo, di cosa si occupava nell'ambito dell'organizzazione? Tuccio si occupava un po' di tutto. All'inizio lui era il capodicina
che poi fu preso il suo posto da Carletto Campanella, appena uscì Carletto Campanella. Perché Tuccio, diciamo che il motivo l'hanno messo su questo piano in quanto lui era uscito con non poteva uscire dal paese di Aci Castello come residente, e quindi diciamo che non poteva gestire il ruolo di capodecina in quanto il capodecina si deve incontrare un po' con tutti. Senta, lei nell'ambito della sua organizzazione ha mai sentito parlare dei magazzini standard? Sì, magazzini standard io stesso me ne occupai per incendiarli, perché Lei lo fece di sua iniziativa o ebbe incarico da qualcuno? Da nostra iniziativa non si poteva fare niente, se non prima venivano contattati i superiori, diciamo. Quindi a me è stato dato l'incarico di occuparmene e l'ho fatto. Può spiegare alla Corte come si sono svolti i fatti per questa vicenda? Noi facevamo solitamente tutte le settimane una riunione ogni martedì e quindi in una di queste riunioni è uscita questa cosa della stampa. In che senso è uscita questa cosa? Che si doveva attaccare la stampa, di bruciarle tutti i magazzini. Chi ebbe a fare il discorso per primo? Per prima ne ha fatto Decolano il discorso, poi man mano ci vedevamo e portavamo i risultati delle varie stampe incendiate. Furono spiegate le ragioni per le quali bisognava... Si parlava di metterli sotto anche loro perché devono pagare anche loro. Loro chi? Il gruppo Berlusconi. E se può spiegare come si è sviluppato questo discorso, Samperi? Si è sviluppato, non è che si è fatto, diciamo, che poi non è che si parla, diciamo, danno tante spiegazioni. Loro, là si usa che si dice tu incendi le stampe, tu hai fatti questo, tu fatti quello, però si parlava tutti i giorni della stampa, diciamo, perché era il caso del momento e di incendiare tutte queste stampe. Solo che in che epoca sono stati fatti questi discorsi? Sempre nel 90-91 circa. Come mai ebbe poi a occuparsene lei? Perché capitò che questo incarico fu dato a me, non è che fu una cosa, diciamo, fu una cosa casuale, no, diciamo. Chi le diede questo incarico? Ce l'ha dato l'incarico a Decolano assieme a Campanella, dove l'incarico l'avevo io, Piero Puglisi, Tuccio Salvatore e i nostri ragazzi, diciamo, che eravamo vicino. E così abbiamo incendiato, diciamo, le stampe di Ventennea. Può spiegare come si è organizzato, con chi ha operato, se ha operato con qualcun altro? In Ventennea abbiamo fatta... Io giravo con la macchina in zona della strada di Ventennea assieme a Crisafulli Francesco, Ipocovana Giuseppe, Mimmo Vasta, diciamo il mio gruppo. No, deve indicare i nomi. Giovanni Arena, questi eravamo. Le persone che lei ricorda, le dovrebbe ripetere, Samperi? Sì, il Giovanni Arena, Francesco Crisafulli, Ipocovana Giuseppe, che poi... Edoardo Codispoto, Mimmo Vasta, che la stessa sera che si doveva fare la standa che è stata incendiata di Ventennea, si doveva fare diciamo, la doppietta con quella del Piazza Cavour, solo che quella di Piazza Cavour fallì, non andò a fuoco la standa e quella di Ventennea sì. E ci siamo divisi un po' qua e un po' là. E come vi siete divisi, Samperi? Ma ora di preciso non mi ricordo chi andò là, credo che comunque in Ventennea quella che è stata accesa sia stato Crisafulli e Ipocovana ad accendere il fuoco, poi per buttare la benzina e questi qua. E gli altri sono andati nel... E sa per quale motivo fallì questo tentativo? L'altro fallì perché mi ricordo se hanno avuto problemi per buttare la benzina dentro oppure perché passavano persone continuo.
Lei che ruolo aveva? E poi in effetti già essendo che quella aveva preso fuoco, di là la situazione doveva andare. Io gestivo diciamo, l'operazione di fuori che con la macchina, giravo e vedevo un po' tutta la situazione. Mentre chi materialmente ebbe ad appiccare il fuoco nella standa di via Etnea? Ipocoana e Crisafulli me li ricordo. Aspetti, Crisafulli lei aveva detto che era a Piazza Cavour? No, che è sceso per accendere quella di Etnea. E Vasta e Codispoto sono andati in quella di Piazza Cavour. Senta, ma lei ricorda con certezza se diciamo, i due episodi furono consumati o comunque furono portati a compimento lo stesso giorno? Conoscenza di... scusi. Cioè, lei ricorda con esattezza che i due episodi si sono verificati lo stesso giorno? Signor Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione alla domanda perché l'imputato di reato connesso ha già risposto spiegando le modalità dell'episodio e la contestualità. Ne ha mostrato di aver dubbi, quindi ritengo che la domanda sia inammissibile da questo punto di vista. A quale episodio si riferisce il pubblico All'incendio, ministero? signor Presidente. Stiamo parlando degli incendi di Piazza Cavour e di via Etnea. Ha risposto già sulla Sì, domanda. ma io sto cercando di verificare se il collaborante ricorda esattamente ogni particolare di quella vicenda. Per questo avevo posto la domanda successiva, Presidente. Va bene, A sul punto può passare all'altra domanda. Ha parlato di doppietta. Non ho capito. No, è chiaro, è stato chiaro, Samperi è stato chiaro sul punto, può passare all'altra domanda, il pubblico ministero può passare all'altra domanda. Samperi, lei sforzandosi di ricordare dovrebbe indicare alla Corte le specifiche modalità esecutive per portare a compimento i due attentati. Secondava la benzina, A partire dal ruolo che lei ha ricoperto, dai suoi movimenti se ve ne sono stati, dai mezzi se ne sono stati utilizzati per le nostre portarsi. macchine. Allora io presi l'ordine da De Colano. Innanzitutto, a partire dall'orario in cui venne portato a compimento l'uno e l'altro attentato. Io presi l'ordine del Colano e mi organizzai con i miei Più ragazzi. vicino al microfono, Samperi. Mi organizzai con i miei ragazzi. E così con le nostre macchine abbiamo fatto diciamo, le macchine posteggiate, ognuno diciamo, aveva la sua macchina. Lei che macchina aveva? Io all'epoca avevo un Y10 se non mi ricordo male. Comunque era un periodo che io cambiavo sempre macchine, anche perché io gestivo un autosalone e quindi era sempre frequente cambiare macchine. Quindi lei dove si è recato innanzitutto? Nella standa quella grande diciamo che fu incendiata di Etnea. E era da solo in macchina? Sì. Le altre persone che le ricordi? Già erano in azione per incendiare la standa. E lei sa con quali mezzi si sono recati sul Sì, posto? con una tanica di benzina, alle spalle di Etnea, di là hanno iniziato a buttare benzina e è stata incendiata di là. Poi era la standa già chiusa, orario già sul tardino, non proprio tanto tardi, ma mi ricordo le 9 e mezza. Lei sa che quantitativo di benzina venne utilizzato per Ma se non mi innescare ricordo l'incendio? male, una tanica di 10 litri era. E le intenzioni vostre quali erano esattamente? Non erano di incendiarla tutta per come è successo, erano di cominciare diciamo, ad avvertire a questi che eravamo pronti a combatterli, a farli tanti danni. E poi è successo che in effetti è preso tutto fuoco, ma la nostra intenzione non era quella. Ricorda se in quella giornata, nell'arco di quella giornata, ebbe a verificarsi qualche fatto particolare nella città di Catania? Sì, per la stessa sera c'era il prefetto, non mi sto ricordando come si chiama, però che noi non sapevamo comunque, perché sennò che abbiamo rischiato, sennò si rinviava, che era in prefettura c'era appunto il Sica mi sembra che c'era, e quindi l'abbiamo preso dopo dal telegiornale,
perché se no si rinviava, non era stato diciamo, fatto appunto perché c'era lui, perché è stato un caso. Semperi, può ricordare chi erano le persone appartenenti alla famiglia Catanesi Cosa Nostra che ebbero a partecipare alle riunioni nelle quali si discusse e deliberò di portare a compimento questi attentati? Guardi, soliti eravamo sempre a Tutte le persone che le ricordi? Aldo Ercolano, Campanella, Carletto, io, Piero Puglisi, Tuccio Salvatore, Natale Di Raimondo, Salvatore Pappalardo, Nino Pulvirenti, Marcello D'Agata, Maurizio Avola, questi eravamo di solito, diciamo, Alfio Fighera e qualcun altro in questo momento mi sfugge. Ma queste persone che lei ha menzionato erano soltanto presenti o ebbero un ruolo, diciamo, nella attività in questione? Poi ognuno tipo c'era anche Nuccio Acitano, per esempio, che era responsabile, un uomo d'onore responsabile di Acireale. Lui per esempio si occupò per la stampa di Acireale, Nino Pulvirenti si ne occupò per quella di Paternò. Il programma qual era esattamente? Perché si dovevano compiere altri attentati? Sì, tutta la Sicilia si doveva fare. Ma questo chi lo stabilì? Ma se ne parlava da noi nelle riunioni, anche perché io assieme a Piero Puglisi siamo stati da Nardo Sebastiano a Lendini e dirle di fare incendiare, di occuparsene proprio il suo gruppo di incendiare quella di Siracusa. Ognuno diciamo si gestiva i suoi compiti. E senta, questo contatto con il Nardo Sebastiano si ebbe prima o dopo l'attentato di Etnea? Credo dopo. Da chi ricevette lei l'incarico di recarsi dal Nardo? Con Piero Puglisi ci sono andato. Ma fu un'iniziativa vostra oppure sempre, qualcuno vi indicò specificamente questo? Prima di fare qualcosa era o Aldo o Carletto Campanella a dirci quello che dovevamo fare, quindi diciamo che partiva sempre da tutte e due questa cosa. Ma questi discorsi di attentati compiuti in più province furono fatti di volta in volta oppure furono fatti diciamo globalmente in un'occasione particolare? Oppure furono deliberazioni successive? Se può specificare questo alla Corte? Sì, man mano si dovevano ingegnare tutti una volta, diciamo. Sì, io dico, questo programma era effettivamente un programma o sono tante decisioni prese di volta in volta, no, era già singolarmente? Tutto un programma già era, che dovevano incendiarsi tutte. Dopo però fatta quella di Etnea, perché questi sempre rispingevano diciamo di non pagare, diciamo che questi, addirittura mi ricordo una frase che si diceva nelle riunioni che Berlusconi mandava a dire che loro bruciano, io rifaccio, questa frase. E in che senso Berlusconi mandava a dire? Mandava a dire con i suoi responsabili, non so chi, che non intendeva pagare. E questi discorsi da chi li ha presi? Chi li faceva? Nelle nostre solite riunioni. Ma ricorda se qualcuno in particolare ebbe a parlarne? Campanella era quello che di solito diceva, o Aldo Ercolano. Senta, per comprendere, Samperi, l'eventuale ruolo che le persone da lei menzionate avrebbero avuto nella vicenda degli attentati standard, dovrebbe specificare in che senso parteciparono alle riunioni le persone che lei ha menzionato. Ad esempio, lei ha menzionato D'Agata Marcello. Sì. Cosa c'entra, ecco, D'Agata Marcello con questa vicenda degli attentati standard? Le riunioni si facevano non solo specifica per una cosa, erano fisse tutte le settimane, tutti i martedì. Ognuno doveva rapportare quello che durante la settimana o durante i giorni che uno... tutti i problemi, tutti gli affari e tutte queste cose. Questo era fisso l'appuntamento, non è che si faceva un appuntamento quando si doveva spiegare una cosa diciamo singola. Quindi il martedì era un appuntamento fisso per tutti, andare all'appuntamento. Poi ognuno a Ercolano, Campello e Campanella dava i suoi compiti di spiegarsi le varie cose. E quindi
la persona che non riceveva un compito specifico aveva un ruolo, poteva avere un ruolo per un determinato fatto? Anche per un'altra cosa, poteva spiegarsi un'altra cosa, non per forza la standard. Io ad esempio devo chiedere, lei ha menzionato D'Agata Marcello. D'Agata Marcello aveva un compito particolare o ha preso parte, ha avuto un ruolo in questa benedetta vicenda? Perché chiaramente la responsabilità penale per ogni fatto è personale, quindi bisogna capire il ruolo di ciascuno. Guarda, lui personalmente non incendiò niente riguardando la standard, era presente nelle solite riunioni, però non incendiò niente. Ora, diciamo. Quando veniva data un incarico, perché così mi è sembrato di comprendere, si aveva modo di discuterne? Sì, se ne parlava, certo. Di cambiare idea, di non, oppure bisognava comunque eseguirlo? Noi non potevamo cambiare idea, noi che potevamo stabilirlo noi soldati, se un addecolano mi diceva tenta la gendiale, io dicevo no, non ci vado perché ci devo andare, oppure sono contrario. Quest'ora non ero qua a raccontare. E allora, chi deliberò questi attentati nella famiglia catanese di Cosa Nostra? Scusi dottore, chi? Chi deliberò il compimento di questi attentati nell'ambito della famiglia catanese di Cosa Nostra? Poi un giorno Addecolano ci disse di fermarci, che non si doveva andare avanti. Questo avvenne successivamente. Sì. Andiamo a monte, nel momento in cui si parlò di questo discorso. Sì. Chi della famiglia catanese? Addecolano, che aveva detto Campanella. E Campanella. Loro era quindi un'iniziativa autonoma dell'Aldo Ercolano, della Campanella? No, vabbè, ma c'era il Santa Paola, sempre, tipo il Santa Paola Benedetto, era il capo, sempre il capomandamento, naturalmente lui sapeva tutto quello che si doveva fare, però avevamo Aldo Ercolano responsabile per tutta l'organizzazione, quindi diciamo che la figura la faceva Aldo di prima persona, ma il Santa Paola era sempre quello che doveva sapere tutto. Quando venne comunicato quest'ordine, ricorda se qualcuno in particolare nel corso delle varie riunioni prese la parola in merito a questa vicenda? No, non ricordo. Tuccio Salvatore prese parte a queste riunioni? Tuccio diciamo che era in questa vicenda rappresentava il nostro responsabile. In che senso? Diciamo che noi naturalmente... Perché lei poc'anzi ha parlato di Piero Puglisi. Sì, allora le spiego. Noi facevamo fare bella figura a Tuccio, in quanto il Tuccio negli ultimi tempi diciamo che si attivava poco verso l'organizzazione e allora c'erano sempre dei reclami verso i suoi riguardi, del Santa Paola primo, del Campanella o dell'Aldo Ercolano, perché il Tuccio diciamo che si era messo con il formaggio, i latticini e un po' trascurava l'organizzazione. E allora il Tuccio veniva alle riunioni, lui faceva capire che si attivava assieme a noi, però diciamo che eravamo noi ad attivare, ad fare il lavoro. E lui magari stava a caseificio e poi noi andavamo da lui a vedere che l'abbiamo fatto. E allora Tuccio quando si andava di nuovo alla prossima riunione diceva l'abbiamo fatto. Tutto qua. Il Tuccio aveva interessi particolari per il compimento di questo attentato? Opposizione, signor Presidente. L'imputato ha già risposto sul punto, specificando il ruolo del Tuccio nella fattispecie e quant'altro. La domanda è... Sì, solo che dalla risposta non si è capito qual era l'oggetto, cioè non c'è stata una pertinenza perfetta, quindi la specificazione si appalesa opportuna e si rigetta l'opposizione. Può rispondere alla domanda.
Tuccio, sul problema Standa non mi ricordo dell'essi personale, sui altri supermercati sì. All'epoca in cui si sono svolti questi attentati, si sono avuti questi attentati, ricorda quali erano le cariche della famiglia? Sì. Se ne può menzionare? Sì, c'era Aldo Ercolano responsabile, Nitto era il capomandamento, Carletto era il capodecina, poi c'era Marcello D'Agata assieme a Mappasoto e Mangiano nel consiglio, e Enzaello il cassiere e Eugenio Calea rappresentante provinciale. Chiedo scusa, può ripetere i consiglieri, mi sono distratto. Mangion Francesco, Eugenio Marcello D'Agata e Pulverente Giuseppe. Che lei ricordi, i consiglieri che lei ha menzionato ebbero un ruolo per questa vicenda? O avevano una possibilità di influire per i compiti che Sì. erano stati loro demandati per questa vicenda? Il consiglio serviva, diciamo, nel termine come Cassazione, diciamo che loro se qualche cosa andava, diciamo, non gli andava di stabiliremo in noi e poi poteva deciderlo Santa Paola se doveva farlo o no. Senta, ma diciamo questa attività, questi consigli che potevano essere dati dalle persone che ricoprivano quel ruolo, avvenivano, comunque venivano dati in occasione delle stesse riunioni? No, affatto. Che lei sappia, per questa vicenda Standa, vi sono state delle riunioni o comunque lei ha sentito o ha avuto mai comunicato dell'esistenza di riunioni No, non lo so. antecedenti? No. Si sono riuniti per questa cosa, non lo so. Ma solitamente come avviene? Ma su certe cose importanti diciamo che funziona sto consiglio, perché poi... E questa vicenda della Standa come cos'era? Ma secondo me sì, diciamo che si è attivata, perché per queste cose diciamo che devono fare molto rumore su Catania, il consiglio giustamente sicuramente si è riunito, perché non era incendiare un tabaccaio. Va bene così. Presidente, si chiedono l'ambito dell'oggetto della testimonianza. Lei ha detto poc'anzi che a un certo punto Aldo Ercolano disse di smetterla. Sì. Può specificare meglio? Sa per quale motivo Ercolano ebbe a Poi il motivo non comunicare? lo so che ci ha detto di fermarci ed aspettare nuovi, diciamo, ordini e basta. Non so il motivo, se è stato avvicinato, se è paga o si è pagato, non lo so. Lei sa quali altri attentati sono stati portati a compimento in danno di altre filiali Standa? Sì, un'altra l'abbiamo fatta in piazza vicino al mio salone, mi ricordo come si chiama la piazza. In che zona di Catania è? Zona Corso Indipendenza, dove inizia il Corso Indipendenza. Questo in che periodo si colloca questo attentato rispetto all'attentato della Standa di Etnea? Fu dopo qualche mese, non mi ricordo di preciso, comunque dopo di quello di Etnea. E questo fu fatto in pieno giorno, a chiusura diciamo circa 1:30, in pieno giorno. In altre filiali, lo ricorda se vi sono stati attentati? Quella di Acireale, che ci ha pensato Nuccio Iacitano. E questo lei come lo sa che ci ha pensato Nuccio? Lo so perché Nuccio veniva
tutti i martedì, ognuno diceva la sua nelle riunioni per le stande. E poi si è prese subito sul telegiornale, naturalmente. Eravamo noi che attaccavamo le stande, non è che c'erano altri gruppi o altre famiglie. E poi mi sembra che c'è stato un altro a Paternò, attaccato a Danilo Pulvirente. Quella di Paternò? Sì. E rispetto all'incendio di Vietnea venne prima o dopo? Che Dopo, quella di Vietnea è stata la prima. Poi si tentò ancora di attaccarle e poi hanno messo anche i poliziotti, questi vigilantes, ogni standard, e hanno messo tutti i vigilantes. Come ho potuto notare anche a Cattanissetta c'erano i vigilantes davanti alle stande. Chiedo scusa Presidente, un attimino. Semperi forse le aveva già indicate, può ripetere le ragioni per le quali non fu portato a compimento l'attentato alla standa di Piazza Cavour? Sì, non mi ricordo se non ha preso fuoco o non passava forse la benzina in qualche vetrata o qualcosa del genere, perché non me lo ricordo. Senta, quando è stato sentito, vale come contestazione, il 15 gennaio del 1993, sul punto ebbe così a dichiarare Semperi: il fuoco doveva essere appiccato contemporaneamente ai due magazzini di Via Etnea e Piazza Cavour, solo che non è stato possibile incendiare la standa di Piazza Cavour in quanto vi era troppa confusione intorno. Sì, infatti prima avevo detto anche questo, non mi ricordo se il problema era la benzina o la gente. Io le volevo chiedere se lei ne ha contezza o ricorda qualcosa in merito. Lei ricorda se fu compiuto un danneggiamento quello stesso giorno oppure non si operò completamente, perché così sembrerebbe di capire una cosa diversa. Non si fece niente, se non mi ricordo male, non è preso fuoco. Lei nell'ambito della sua organizzazione ha mai sentito parlare di Città Mercato? Sì. In che occasione? Un'altra cosa che noi abbiamo fatto, diciamo, l'abbiamo attaccata per l'estorsione. Un'altra cosa che se ne parlò spesso nelle nostre riunioni. In che arco temporale se ne parlò? Nel 91. Chi ne ebbe a parlare? Le solite persone erano Aldo e Carletto, quelli che diciamo davano i compiti erano sempre loro. Cosa si disse in quelle occasioni? Si diceva, allora, questo incarico di attaccare la Città Mercato in particolare l'ha avuto Nino Pulvirente, con il gruppo Belpasso, San Pietro Prevenza.
Io mi ricordo che... Chiedo scusa, il gruppo di San Pietro Clarenza chi lo comanda? O chi lo comanda? Nino, Pulvidente. Quello di Belpasso? Belpasso c'era Filippo Scuderi assieme a Alfio Ricciardello. Nell'ambito di quale organizzazione? Ma passò. Non passò. Allora, continui Samperi. Quindi se ne occupò lui direttamente Nino ad assaltare questo città-mercato e dargli fuoco. Hanno fatto una cosa un po', diciamo, gigantesca, prendere persone con armi, eccetera. Innanzitutto, Samperi, se può parlare più forte e più lentamente. E quindi... partiamo dal momento in cui se ne ebbe a parlare nelle riunioni. Esattamente che cosa si disse e da parte di chi? Si diceva si parlava in particolare di città-mercato singola, diciamo, come supermercato. E si parlava di prendere questo incarico, in particolare l'autopolo del Tuccio, perché in quanto lui forniva città-mercato di formaggi, di queste cose. Allora all'inizio cominciò che la gestione era Sicros, all'inizio, che prendendo città-mercato. Il Sicros era gestito dal Conservo, dottor Conservo, molto amico di Tuccio, e Tuccio andava a ritirare lo stipendio da questo dottor Conservo. Cioè, può spiegare cosa vuol dire? In pratica il Sicros si pagava all'inizio, quando la gestione era Sicros, pagava il pizzo. Poi, questo come lo sa Samperi? Lo so perché una volta addirittura assieme a Tuccio siamo andati a ritirare lo stipendio. Poi gli uffici... Dove si è recato? Negli uffici della Sicros, vicino al Sicros della Scogliera. Non mi ricordo la via, come si chiama. Esattamente chi corrispose in quell'occasione lo stipendio e in che epoca è avvenuto? L'epoca... il 90, 91, mi ricordo che io e Tuccio accompagnai Tuccio in questo ufficio, io aspettai in macchina e lui andò a prendere stipendio. Lei ha mai saputo chi materialmente ebbe a consegnare lo stipendio? So che era questo Conservo, il dottor Conservo, che lui aveva il contatto personalmente con lui. Poi il Tuccio aveva anche una casa in affitto alla Sicos, una casa di proprietà di Tuccio, zona via Nuova Luce, nello stesso residence aveva la casa anche Mangion Francesco. Il Tuccio l'affittò come uso uffici alla Sicos. E dove siamo? Nella via Nuova Luce, sì, detto? Sì, una zona nuova della via Nuova Luce, non so la via, non me la ricordo lei. Dunque il Tuccio aveva un appartamento di proprietà in quella zona, ha detto. Sì. Ed ebbe a affittarlo a chi esattamente? Agli uffici della Sicos. Questo come lo sa? Perché sono anche andato in questa casa assieme a Tuccio, me l'ha fatta vedere, allora me l'ha fatta girare e nel frattempo doveva parlare con qualcuno, non mi ricordo se era il dottor Conservo o qualcuno che lui aveva problemi su questa casa, questo affitto. Problemi di che tipo? Non mi ricordo di preciso, che lui in quel periodo voleva venderla perché aveva problemi per i sequestri, per l'immobile, si preoccupava su questo. Quante volte, quella è l'unica volta che si è recato con il Tuccio per ritirare lo stipendio dal Conservo? Come mai successivamente si decise di compiere l'attentato in danno di Città Mercato? Perché poi Città Mercato subì a Sicos e quindi Conservo mandò a dire che lui, diciamo, non era più la carica di poter stabilire il pagamento o meno, che era la ditta Agnelli a gestire ora la società, e quindi si attaccò a Città Mercato perché giustamente si aveva perso quello stipendio che prima ci dava la Sicos. Chi, se può ripetere, chi ebbe un ruolo per... Lei ha parlato del Tuccio. Sì. Il compito esatto del Tuccio per questa vicenda, lasciando stare quello che ha fatto nel passato per i rapporti avuti con il Conservo,
le volevo chiedere, successivamente a questo ruolo pregresso, ve n'è stato un altro del Tuccio, oppure finì lì il compito del Tuccio, cioè No. una volta che terminò la gestione conservo? No, Tuccio cominciò ad attivarsi con Città Mercato perché lui sapeva chi erano i responsabili, chi erano tutte queste persone che non interessavano colpire per farli spaventare, come intimidirli. E Tuccio era quello che conosceva tutto. E quindi Tuccio si attivò per dirci chi era il responsabile da minacciare, che in effetti fu fatto, fu presa una persona responsabile del sito di Città Mercato, indicata da Tuccio, e quella persona fu dato, non mi ricordo, botte o qualcosa, e minacciata sulla circonvolazione di Catania. Questa cosa la fece per Francesco Crisafulli, cugino di Tuccio, e Giovanni Arena, se non mi ricordo male. E di questo episodio come ne è a conoscenza? Perché io con Tuccio stavamo dalla mattina alla sera assieme, quindi queste cose diciamo che le facevamo assieme. L'Arena era un ragazzo del mio gruppo, il Crisafulli in quel periodo stava con noi perché rubava con noi, faceva le rapine con noi. E questa persona che fu picchiata chi era? Un responsabile della Città Mercato, non mi ricordo come si chiama. Sa come andò a finire poi questa vicenda? Sì, io so che andò bene in quanto Città Mercato si piegò pagando una rata per 3 anni del valore di 1.200.000.000. Il primo anno 200, il secondo 400 e il terzo anno 600. E di queste notizie come ne è a conoscenza? E poi parlando giustamente del loro compiuto, con il Tuccio, se ne parlò di tutta questa, come andò a finire, perché il Tuccio era quello che curava, tutta questa cosa a livelli con i responsabili. Che le ricordi il Campanella che ruolo ebbe in questa vicenda? Il ruolo di Campanella era che il capo decina deve sapere e deve ordinare quello che si deve fare. Lei ha detto che il Tuccio si occupava anche di forniture alla Città Mercato, Sì. è così? Sì. Ricorda fino a che epoca ha avuto modo di occuparsene? Io l'ho lasciato che forniva Città Mercato. Fino al 93 lui forniva Città Mercato. E quindi successivamente alla cessione di Conservo Sì, continuarono i rapporti del Tuccio? Ah sì, anzi aumentarono come incremento di forniture, che lui riusciva a buttare fuori anche i vecchi fornitori. Questo come lo sa? No, perché ne parlavamo sempre, c'era per esempio uno che gli dava dei problemi, un fornitore di zafferana, mi sembra che questo era, un grosso fornitore di formaggi, e lui voleva distruggerlo a tutti i costi, questo. E quindi lo so perché se ne parlava, lui mi diceva che doveva come fatturato doveva superare la Galbani addirittura, aveva questo pallino di mettersi in concorrenza con la Galbani. Diciamo che era il suo sogno incrementarsi con questo caseificio, e vendere molti formaggi. E oltre a questo episodio che lei ha menzionato, ne ricorda altri in cui il Tuccio si sarebbe in qualche modo interessato per dissuadere eventuali concorrenti? No, poi non so i pagamenti se furono fatti o meno. So che la cosa finì bene in quanto questi sono piegati e pagavano. Una volta ci fu anche Salvatore Massimino a mettere una bomba di carta
nel parcheggio del Sigos, e con la telefonata dicendo che c'era la bomba. E questa vicenda come la conosce? Conosco perché con Massimino era un altro ragazzo che stavamo sempre assieme e poi gestivo, diciamo, essendo che la gestiva Tuccio, la cosa la gestivo automaticamente anch'io. Ma per quale ragione fu messa quella bomba carta? Per fare, diciamo, un po' di rumore e far capire che eravamo sempre là dietro la porta. Questo in che periodo? Sempre in quel periodo, diciamo, Cioè? è successo, fra il 91, diciamo, nel periodo. Senta, lei forse l'ha già detto, con quale ditta operava il Tuccio? Allora, all'inizio era Natura e poi Amalia è il nome della figlia. Lei sa per quale motivo si chiamava Matura? No, non mi ricordo. Mi ricordo che all'inizio c'era una società con Mangion, se non mi ricordo male, assieme a Mangion, però non so perché si chiamava Natura. Vi erano altri in società che lei sappia con... Mangion me lo ricordo così vagamente che una volta ne abbiamo parlato assieme, un altro non me lo ricordo, c'era quattro. In che occasione ne avete parlato? Ma molti anni fa ne abbiamo parlato assieme a Mangion in occasione che abbiamo pranzato assieme e si parlava del caseificio del Salvatore. Ma glielo disse specificamente il Mangion che lui No, che lui aveva interesse, che non mi ricordo, si lamentava in qualche cosa, però non mi ricordo di preciso. Poi l'ha fatto capire che era, diciamo, socio in questo. Più o meno ricorda l'epoca, l'ha detto tanti anni fa. Mi ricordo che abbiamo pranzato nel bar Savace di Mascalucia, e allora là si pranzava anche in quel bar. L'anno Mangion era libero, non era latitante, di preciso non me lo ricordo. Eravamo io, Piero Puglisi e Mangion. Stava dicendo che poi questa ditta si chiamerà Amalia. Sì. Il motivo di questa denominazione? Il nome della figlia. Ricorda dove erano le sedi di questa ditta? Sì, la prima Matura era da Cicastello, la seconda è Piano Tavola, vicino sul Sicunella. E i locali dove aveva sede la Amalia, ricorda a chi si appartenevano? Sì, che sia l'idea, la ditta che faceva i pasti per gli ospitali. Sa chi era il responsabile di questa ditta? Sì, il responsabile, in questo momento non mi sta venendo il nome, comunque era lo stesso proprietario della Sicarne e della ditta di Viale 20 Settembre di Nazero Gabriele. E rispetto alla... Prego, Presidente. Rispetto all'idea, la Amalia dove si trovava allocata? Nello stesso stabile, l'Alidea. Cioè erano tutte e due le ditte nella... No, l'Alidea non attivava più in quel periodo che c'era il Tuccio. Non so, poi l'Alidea ha fatto fusione con la Cammes e quindi in quel posto, diciamo, che si prese tutto Tuccio, gli edifici dell'Alidea li ha presi tutti Tuccio. Senta, lei conosce
lei sa se vi erano rapporti fra il Misceli e il Tuccio e nel caso se può specificare che tipo Misceli il proprietario, diciamo, era il proprietario dell'idea, e con il Tuccio sì, c'erano buoni rapporti. In che senso buoni rapporti? I rapporti erano che il Tuccio curava gli interessi anche su questi pasti pronti che si è fatta appunto sta fusione con la Cannes, che questa ditta attivava alle spalle del mercato ortofrutticolo. E diciamo che in questa società era Tuccio che gestiva il 51% per conto di Santa Paola. Nella Camst? Sì. E come fa a sapere che il Tuccio gestiva il 51% per conto del Santa Paola? Lo so perché io quel periodo, diciamo che questa cosa l'ho vissuta, e poi assieme al cavaliere di prima della frutta e assieme a Piero Puglisi e a Tuccio avevamo fatto una società e fornivamo anche noi questa Cannes di frutta. E quindi lo so perché si parlava tutti i giorni di questa cosa. Poi questa Cannes doveva andare a finire nella bacinella, chiamata bacinella, nella cassa dell'organizzazione. In che senso, se può specificare, se può spiegare cosa voleva dire questo? Che la Camst finiva nella bacinella? La bacinella è una cassa, diciamo, per l'organizzazione che gestiva Enzo Aiello, il cassiere. E quindi diciamo che i profitti di questa ditta devono andare a finire là, diciamo che devono servire per tutta l'organizzazione. Come ne ha conoscenza di questo Samperi? Lo so perché ero là, che la vivevo la cosa assieme a Tuccio e l'ho vissuta dal primo giorno questa società. Senta, mi faccia capire, voi avevate costituito una società e fornivate di frutta alla Camst. Sì. I proventi per questa attività di fornitura? Questa era nostra, diciamo, personale, tra me, il cavaliere di prima, e Tuccio e Piero Pugliesi. E Piero Puglisi. Questa era una cosa personale, non c'entrava nel 51% della Cannes che andava a Santa Paola. E quindi, ma lei aveva interessi diretti, cioè tutto il profitto della Camst andava nella bacinella? Doveva andare alla bacinella, poi Tuccio un giorno mi disse che diventò personale di Santa Paola questa società, che non andava più nella cassa. Ricorda in che occasione, in che periodo le disse questo il Tuccio? Un'occasione che sempre stavamo assieme al casificio, nel 91 circa, 91-92 circa. Senta, lei ha parlato di questa fornitura dei pasti per l'ospedale. Qual era l'ospedale? L'ospedale era il Vittorio Emanuele, prima mi sembra che era anche il Vittorio Emanuele, il Garibaldi, poi ci fu un nuovo appalto, una nuova gara per questa fornitura. Senta, innanzitutto la società che forniva i pasti qual era? Era la Camst? Sì. E si era aggiudicata, che lei sappia, una gara per questa attività di fornitura? Sì, mi sembra di sì. Dove c'era anche Misceli, diciamo, all'interno di questa società, dove Tuccio ha messo una persona sua di fiducia, il figlio quello del ristorante della Villa delle Rose, e le faceva di ragioneria, di qualcosa del genere. Cioè l'ha messo come persona di fiducia Tuccio, sì. nella Camst? Sì. Non ricorda il nome del proprietario, del gestore di Villa delle Rose? Non mi sto ricordando in questo momento. E quindi... Lei ricorda da che tempo iniziò questo rapporto di fornitura da parte della Camst con l'USL? No, di preciso non mi ricordo. Lei poc'anzi ha accennato poi fu fatta una nuova gara, ha detto questo? Nella? Fu fatta una nuova gara. Sì. Può indicare alla Corte cosa avvenne in quel contesto? Allora è successo che la Cannes partecipava alla nuova gara per, diciamo, prendersi di nuovo questi appalti che la Cannes gestiva. Poi è successo che il Tuccio si attivò appunto per vincere questi appalti, questo appalto di questa gara. È successo che sembrava che andasse tutto bene, all'improvviso la ditta Pellegrini ha vinto questo appalto.
il Tuccio diventò una bestia, giustamente perché sapeva che era vinta la cosa, sicura, tutto sistemato. Diciamo che siamo stati giocati dalla politica e quindi se le ha giudicata Pellegrini. Quando parlando si diceva che Tuccio bestemmiava dove l'aveva con Andò, con Drago e un altro siciliano democratico, il presidente della regione Rino Nicolosi, che tutti e tre diciamo che hanno favorito Pellegrini e si sono incassati, non mi ricordo, 1 miliardo in tutto o 1 miliardo a testa. E Pellegrini ha vinto sta gara. Il Tuccio andò a minacciare a tutti facendo un casino. Come lo sa che andò a minacciare a tutti? Ma perché questa cosa l'abbiamo vissuta assieme, ci incontravamo con Miceli nella Beghe-Cessi assieme, andò in un ufficio a minacciare a uno che gestiva per conto di Pellegrini, mi sembra. Dov'era questo ufficio? Uno si trovava a zona piazza Santa Maria di Gesù, se non mi ricordo male, un altro piazza zona viale Posto delle Province. Non so chi era, un notaio, un avvocato, qualcuno che curava queste cose di stare lì. Senta, lei ha menzionato Drago poc'anzi. Sì. Sa se vi erano rapporti fra il Drago e il Tuccio? Sì, abbastanza buoni. Come lo sa? Lo so perché con il Tuccio, quando successe questa cosa, Tuccio la prima cosa che andò a minacciare fu Drago, poi che ci andò di persona a minacciare. Dove si recò? Nella casa dalla scogliera che Drago già aveva. Questo come lo sa? Perché lo accompagnai io stesso. Lei ha preso parte alla discussione? No, io aspettai fuori. Tuccio entrò seccatissimo, prendendo con lui e la moglie di Drago, perché la moglie che gestiva, diciamo, sta cosa era anche la moglie di Drago. E quindi in pratica è successo che per la fine Pellegrini ha vinto e basta. E questo, diciamo, lei ha parlato di imprecazioni anche nei confronti di Andò, per quale ragioni? Perché Andò era anche lui si interessò a favorire Pellegrini. Che lei sappia vi erano rapporti fra l'Andò e l'organizzazione del Santa Paola? Fra l'Andò e Santa Paola noi siamo stati quelli che l'abbiamo, diciamo, fatto campagna e far salire a Sabandò. In che periodo e come ne ha conoscenza Samperi? C'è opposizione, è argomento di altro procedimento penale questo. Lo si ritiene anche di questo, si rigetta l'opposizione, può rispondere. Iniziò nell'83 che si fece una campagna spietata per Sabandò. Come ne ha conoscenza lei? Sono a conoscenza perché in quell'anno il Puglisi mi ha portato non so quanti facsimili di Sabandò a migliaia, di gestire, diciamo, questi facsimili di si briglia a tutti, e poi abbiamo fatto campagna tutti in generale, dovunque si andava si votava Andò e basta. Poi nell'87 mi ricordo che addirittura anche in carcere si votava Andò. Senta, lei conosce Marchese Lorenzo? Sì. Può dire alla Corte chi è Marchese Lorenzo? Marchese Lorenzo era il direttore dell'Imbis, se non mi ricordo male, e poi gestiva una ditta di prodotti per coinventazioni di questo materiale. Era compare di Tuccio Salvatore che gli battezzò la bambina, e uno che noi spesse volte facevamo incontri con i latitanti nel suo deposito. Forse mi sono distratto io, dov'è collocato il deposito esattamente? Il deposito si trova quasi vicino alla clinica Motta, in zona alle spalle del vecchio Sigos, diciamo.
Lei quante volte vi si è recato? Spesse volte. Si incontravano con Mangion e Francesco in quel posto, perché il Mangion dormiva là vicino e quindi gli veniva molto facile venire là. Può indicare il periodo in cui si è recato presso quegli uffici? L'abbiamo fatto tra il 90 e il 91, l'abbiamo fatto spesse volte. E dei latitanti oltre il Mangion chi c'era? No, là in quel posto ci siamo incontrati solo con Mangion. E di altre persone che si sono incontrate lì? Non mi ricordo. Non ricorda chi ha avuto modo di incontrare lì, perciò? No. Oltre il Mangion non ricorda nessuno. Siccome lei ha parlato di riunioni, per questo lo dicevo. No, riunioni. Le chiedevo. Facciamo appuntamenti, fissiamo appuntamenti in quel Ma posto. dove si tenevano questi incontri? Negli uffici di questa ditta. Proprio sotto era un deposito in un garage. E il Marchese aveva contezza Sì, di quello che avveniva? Come lo sa? Era presente il Marchese? No, presente nelle nostre discussioni no, però ci metteva a disposizione il suo ufficio, ci chiudevamo là e basta. Con chi teneva in particolare i rapporti il Marchese? Con il Tuccio. Sa se avessero interessi economici in comune con il Tuccio? No, non lo so. Sa se nell'ambito o per conto dell'organizzazione il Marchese si sia mai occupato di qualcosa? Io mi ricordo che una volta il Tuccio mi disse che mandava il Marchese in un magistrato per sapere cose, se c'erano previsti blitz eccetera. Questo in che periodo glielo disse il Tuccio? Sempre quel periodo, fra il 90-91. Le spiegò il Tuccio le ragioni? Ma in quel periodo il Tuccio non mi ricordo, si aspettava qualcosa. Non mi sto ricordando il motivo, e quindi stava sempre in attenzione e mandava Marchese sempre da questo magistrato a sentire e sapere se c'erano delle novità. E mi ricordo si aspettava comunque un blitz a Catania o qualcosa del genere. Sa per quale motivo andasse proprio il Marchese? Perché con questo magistrato lui era molto amico del Marchese, amici proprio da tanti anni, d'infanzia, quindi lui riusciva a prendere qualcosa da questo magistrato. Sa dove prestava servizio questo magistrato? Sì, a Catania, però non mi sto ricordando ora, che sono dei fratelli, non mi sto ricordando Basta, è sufficiente. Una volta che entra a Catania si chiude l'argomento. Samperi, signor Presidente, quando ritiene, se poi fino a che orario possiamo continuare in modo che... 14:30. 14:30. Samperi, lei ha indicato la bacinella. Può specificare come si arricchiva, si rimpinguava questa bacinella? Questa bacinella si riempiva con le estorsioni, con i soldi, in particolare per le estorsioni, con i costruttori, questa era la base, era quella. In che senso i costruttori? Che di solito noi diciamo che le grosse somme si riuscivano a prendere con i costruttori nel campo dell'estorsione. Chi erano i costruttori con i quali vi erano rapporti? Ma ce n'era
C'era quello di Mascalucia, Palmieri, che era uno abbastanza, diciamo che portava abbastanza l'organizzazione. Questo come lo sa? Lo so perché questo lo gestiva proprio Piero Puglisi di persona. E quindi questo pagava, che io mi ricordo allora, il 5% sul fatturato che faceva sulle costruzioni. Senta, ma il Palmieri era quindi vittima di un'attività estorsiva? Sì, sì. Sa se vi fossero altri tipi di rapporti fra il Palmieri e l'organizzazione vostra? No, altri rapporti no, non lo so. Il fratello gestiva quello dei camion, che vendono camion, gestiva l'autosalone di Mascalucia, favoriva Piero, nel senso che il cognato di Piero una volta uscì a Semi Libertà e lui lo agganciò come dipendente. Piero Puglisi ottenne dei regali di Palmieri come le botteghe della macelleria che gestivano assieme a Carmelo e Pippo Grazioso. Diciamo che questo era il rapporto che di più l'aveva, era Piero Puglisi abbastanza intimo, diciamo, con Palmieri. Lei nell'ambito della sua organizzazione ha mai sentito parlare dell'imprenditore Graci? Sì. In che termini ha sentito parlare? Guarda, io una volta in un'opzione assieme a Tusa, Tusa chi è? Il fratello di Francesco, in questo momento mi sto ricordando il nome. Si parlava che loro come gruppo Madonia erano abbastanza, diciamo, buoni con Graci. E vi erano rapporti quindi che lei sappia con il gruppo del Santa Paola? Personalmente non lo so se c'erano dei rapporti con i Graci. Senta, lei ha conosciuto uno dei generi di Graci, qualcuno che era genero di Graci? Personalmente non l'ho conosciuto, però il Tuccio ha avuto, diciamo, un problema con questo, che sarebbe il proprietario del Lido ai Ciclopi. Il Tuccio ha avuto un contatto con questo per fargli comprare il terreno che si era attaccato a questo Lido, e il Tuccio usufruì del denaro, mi ricordo 1 miliardo circa di questo terreno. Dove era sito esattamente questo terreno? Era nella strada, diciamo che era attaccata al Lido Ciclopi, perché dava sulla superstrada, diciamo. E questi soldi erano del Tuccio? Sì, so che ci sono state delle lamentele per questi soldi, perché in quanto dovevamo andare all'organizzazione, il Tuccio ne ha fatto proprietario da solo. Come sa che il Tuccio non versò il denaro? Non lo so, perché lui giustificò che stava per fallire per il caseificio e le servivano per questo. Quando lui, diciamo, uscì dal carcere, quando fu arrestato nell'87. Presidente, allora possiamo fare la pausa adesso? Sì. Un'ora di sospensione.